Sì, oggi è iniziato questo iter che sarà ovviamente abbastanza lungo perché dalla presentazione di oggi con gli assessori e con il dottor Mantoan seguiranno una serie di audizioni, ovviamente gli stakeholder che ne hanno volontà potranno farne richiesta in quinta commissione e poi successivamente il dibattito per l'approvazione e portare il piano sociosanitario in aula. Il piano si concentra ovviamente su quello che sono le materie importanti del sistema sanitario, la suddivisione anche per, diciamo, per branchie di riferimento, la parte delle cure territoriali, la riabilitazione, la cronicità, il mantenimento, ed è questo bisogna dirlo in maniera forte, il mantenimento degli ospedali esistenti, gli ospedali non si toccano, il fatto dei medici di base, diciamo che scrivere per la prima volta sul piano sociosanitario che si possono prevedere medici base assunti direttamente è una novità molto forte. Si cerca di, dopo la riforma che è avvenuta della sanità con la legge 19, si cerca di mettere in atto quello che è l'organizzazione del territorio del sistema sanitario, oggi con il piano sociosanitario che ne delinea la guida e successivamente con le schede ospedaliere che andranno a definire quello che sono i reparti, quello che sono i posti letto nei vari ospedali. È una grande riforma che si completa con il piano sociosanitario. La difficoltà del sistema sanitario veneto è dettata da due problemi diciamo che non sono risolvibili se non con l'autonomia. La parte risorse, ovvero il fatto che il Veneto nell'autonomia potrebbe acquisire, anzi acquisirà sicuramente risorse da impiegare nel sistema che ha bisogno di efficientamento, parliamo di investimenti negli ambiti delle strutture ospedaliere, nell'assunzione di medici, nell'assunzione di professionisti, infermieri e nella tecnologia, e dall'altra parte la possibilità di assumere. Oggi la difficoltà maggiore è quella del blocco delle assunzioni, sappiamo benissimo una legge del 2004 che ci impone la riduzione delle spese sul personale che con l'autonomia viene sbloccata. A quel punto diciamo che il fabbisogno del personale medico e sanitario negli ospedali dovrà trovare giusta copertura.